Sull'ordine pubblico la città è certamente una città che ha le sue criticità, soprattutto nella parte di terraferma, ma non così gravi come altri luoghi della regione. C'è il tema dei Rom, dell'accattonaggio, che però è tenuto sufficientemente sotto controllo dalle nostre forze di polizia e che continueremo a controllare. Non un'emergenza, ma una situazione tutt'al più da tener monitorata. Il sindaco Giorgio Orsoni non pensa che Venezia sia un comune particolarmente insicuro, nonostante riconosca alcune criticità. Gli immigrati di un tempo erano immigrati che venivano per lavorare e quindi avevano una certa, qualifica e potevano anche incidere sul tessuto economico e imprenditoriale della regione. Quelli che arrivano adesso sono degli immigrati che chiedono asilo e quindi hanno una prospettiva diversa. Al governo, più che un aiuto sulla gestione dell'ordine pubblico, il primo cittadino veneziano preferisce chiedere maggiori poteri per il comune per porre fine a una situazione ingarbugliata che mette a rischio la governabilità del territorio cittadino. Noi non dobbiamo dimenticare che la città ha vincoli di tutti i tipi, dai vincoli del demanio sulle acque, ai vincoli dei beni culturali, del paesaggio, frazionati fra vari uffici, e questo certamente non facilita il governo della città.